Eccoci qua, di nuovo, buongiorno a tutti, grazie per essere ancora qua per chi c'era già da prima, non ho visto se è arrivato qualcun altro ma colgo l'occasione per salutarlo. Siamo qui con questo laboratorio che vedrà protagonisti Michelangelo Salis e Federico Salis. Caloroso applauso per loro, grazie. Allora, loro sono una piccola realtà in quel di Ploaghe, sono ad Ardara, e niente, adesso oggi ci racconteranno il lavoro che fanno, questo fantastico lavoro che fanno sulle bestie. I coupon. Sui nostri maiali, sostanzialmente. 100% razza sarda. Certo. Raccontaci un po' il vostro percorso. Perfetto, sì, buongiorno intanto, grazie per essere presenti. La nostra è un'esperienza di lavoro che nasce in casa. In effetti io ho iniziato a fare questo lavoro con mio padre che andava a trasformare quei maiali che venivano allevati in casa e per casa, e dal loro sacrificio si facevano delle conserve che servivano per finalità non commerciali senz'altro, ma bensì per la sopravvivenza e la sussistenza. Quindi questi qui non erano prodotti fatti per essere venduti, ma erano prodotti fatti per essere consumati ed essere condivisi. Questi animali hanno una radice molto profonda in Sardegna. La Sardegna comunque era un'isola completamente boschiva, gli animali vivevano a pascolo brado in lungo e largo per la Sardegna. Quindi è un'esperienza questa qui che nasce all'origine dell'umanità in Sardegna. Abbiamo voluto riprendere, o comunque l'abbiamo sempre portato avanti, questo sapere, questa cultura, perché alla fine poi si parla di cultura alimentare locale, quella più privata, quella casalinga, andando comunque a conservare quei sapori, quei saperi e anche le tecniche sia di allevamento che di trasformazione. Per cui abbiamo questi animali che preferiamo e sinceramente cerchiamo sempre di spingere le persone ad allevare a pascolo brado, anche se oggi si parla di pascolo brado confinato, in modo che praticamente loro tutto quello che serve per la loro sopravvivenza lo abbiano dall'ambiente che ci circonda. Anche la conservazione delle loro carni, poi la conservazione che facciamo per i salumi, sono tutte create con l'utilizzo di additivi naturali, per cui il sale marino, che è il primo conservante naturale che abbiamo, sempre prodotto in Sardegna. Utilizziamo il miele come il più potente antiossidante naturale, il miele è presente in tutta la produzione, utilizziamo le erbe aromatiche, utilizziamo dei vini ossidati, fra cui la vernaccia, in questo caso stiamo utilizzando adesso una Malvasia di Cagliari ossidata. Quindi l'aglio che possibilmente deve essere un aglio fresco di Florina, o comunque un aglio fresco coltivato in loco. Cosa succede? Che praticamente queste produzioni quindi sono fatte da questi animali e la realizzazione di questi salumi è fatta utilizzando solo ed esclusivamente questi additivi che vi ho elencato. Addirittura per creare questa salsiccia siamo partiti da un maiale sardo di razza sarda, allevato a pascolo brado o semibrado confinato. Il taglio della carne l'abbiamo fatto a mano, quindi tutto è stato fatto a mano seguendo quelle che erano le tecniche. La tradizione essenzialmente, Sì, la tecnica antica. La tecnica proprio antica, dove le persone cercavano di conservare comunque della carne, e non avevano tecnologia, non avevano chimica, quindi anche la carne veniva tagliata a mano. Giustissimo. Quindi qui abbiamo il sale, abbiamo 1 grammo di miele per chilo di carne, abbiamo in questo caso una Malvasia di Cagliari ossidata, abbiamo il pepe, qui c'è anche il pepe, e il succo dell'aglio. E questo qui praticamente è una stagionatura di circa 50 giorni e questo è il prodotto comunque che ne deriva. Ti faccio una domanda io, sì. la Malvasia messa nell'impasto prima di essere insaccata? La Malvasia che viene additivata di miele
e poi viene messa nell'impasto, quindi viene condita a mano e poi viene fatta salire. Quindi Perfetto. sono lunghe stagionature, però bisogna focalizzare l'attenzione su questo prodotto qui, che era il Sì, lo vedono. fine ultimo e soprattutto il prodotto più importante nella cucina di casa. E questo qui è il lardo. Fantastico. Il lardo che era il componentico per eccellenza. Il lardo era praticamente quel prodotto che purtroppo mancava, era sempre in difetto e aveva delle caratteristiche uniche, potete vedere anche il colore rosa comunque di questo prodotto. Il lardo è un prodotto, soprattutto questo di questi animali, che ha all'interno anche una quantità di acidi grassi insaturati molto importanti, per cui sono grassi lardi che fondono a bassa temperatura, sono comunque prodotti che hanno veramente una caratteristica che oggi è diventata non più consueta, cioè sembrano prodotti strani, tra virgolette. Una delle caratteristiche di questi prodotti, d'altronde, è dato, se riesco a prenderlo, eccolo qua, cioè considerate questo, che Questo già col calore della bocca si scioglie completamente. no, addirittura a contatto Anche con la pelle probabilmente. con l'epidermide, quindi a calore proprio del corpo, quindi 37 gradi circa, vedete qual è la reazione che fa. Sì. Questo è un prodotto di grandissima qualità ed è un prodotto che possiamo avere solo se abbiamo animali che vengono allevati con questi criteri, con queste caratteristiche. Non sono quindi delle performance replicabili in altra maniera. Quindi già la razza, quindi il termine, i modi di allevamento e poi anche i metodi di trasformazione aiutano a dare queste performance, che sono delle performance straordinarie. E queste caratteristiche poi li trovate in tutta la produzione. Quindi è costante l'animale, la razza, che è una genetica anche registrata, quindi riconosciuta, è importante il tipo di allevamento, è molto importante il tipo di trasformazione, quindi e soprattutto è molto importante anche la stagionalità. Ricordiamo che questi animali venivano sacrificati solo nel periodo più freddo dell'anno e venivano fatte le conserve solo in questo periodo. Quindi un'altra delle caratteristiche di questa produzione è che questo prodotto deve mancare. Arriva a un certo punto che il prodotto deve mancare, che per oggi è quasi una bestemmia. Dobbiamo avere il prodotto tutto l'anno, dobbiamo avere il prodotto con le stesse caratteristiche tutto l'anno, non è così. Il prodotto deve mancare, il prodotto ha giustamente delle caratteristiche che devono essere comunque spese nella sua stagionalità, per cui arriva il momento che il prodotto manca, non c'è il prodotto, bisogna aspettare l'altra stagione, quando ritornerà la stagione. E questa diventa poi una filosofia di vita per un po' riprendersi quelli che sono i tempi, no? Anche umani, quelli che noi purtroppo stiamo perdendo, perché ormai questo, il mondo moderno ci sta portando a delle velocità che non sono umane. Quindi il lardo, componentico per eccellenza, lo strutto, la base grassa della pentola, che coltiva la pentola tutto l'anno. Però anche i residui di fusione dello strutto, i ciccioli, saella, che veniva utilizzata a fare pane con gherda, coccoide erda, poi facciamo sagozzula elda, che noi la facciamo dolce per esempio. Quindi tutte queste lavorazioni che fanno parte di una cucina, più che di recupero io direi dove non si butta via niente, cioè tutte le cose hanno senso. Totale. Ecco, questo lo tolgo, comunque è chiaro che queste sono delle caratteristiche uniche legate proprio a questa grande qualità di questa produzione. Allora, qui stiamo parlando comunque di quella che è l'origine, no? Abbiamo sempre parlato di quella che è l'origine di questo sapere, che è un'origine giustamente importante, un'origine anzi fondamentale, perché ci ha permesso di sopravvivere. E quindi il lardo, la tradizione. Innovazione.
sempre lardo, però la crema di lardo. La crema di lardo, che poi avrete piacere di poter assaggiare e conoscere, è comunque sempre il frutto di quello che è la tradizione, però guardando anche un po' al futuro. Il lardo, come vedete, la parte più bella, la parte più Nobile. diciamo nobile, ma soprattutto quella che ha più visibilità, viene utilizzata poi affettata comunque per... Certo. Però non è tutta parte nobile. In ogni bedeba fianchiglia, dicevano gli antichi, lo diceva mia nonna, cioè ci sono parti anche che non sono così belle, però sono sempre dello stesso prodotto, per cui una parte di quelle periferie, diciamo così, che non sono così belle, viene utilizzata per esempio per fare questo lardello qua. Però c'è ancora un'altra parte che non è utile neanche a fare quelle, allora si crea la crema di lardo. La crema di lardo è un'estensione della ricerca per dare comunque opportunità a tutto quello che nasce da questo sacrificio di essere utilizzato. E viene fuori quindi questa produzione che è fatta con lardo salato, c'è un'aggiunta di erbe aromatiche, c'è un'aggiunta di sale e un pochettino di pepe e un pochettino di aglio. E questo è diventato un prodotto che sta creando delle grandi aspettative. Dipendenza. Sì, sì. Crea Sì, dipendenza, diciamo. sì, guarda, sono dei prodotti che comunque, come vedi, suscitano il sorriso. No, perché da Quindi quando l'ho vista che sto... già di per Sono sé, già San di per sé, Bernardo. già di per sé effettivamente questa produzione, già di per sé questa cultura crea benessere. E crea benessere, ma nella condivisione anche alti momenti sociali, perché fra un po' condivideremo anche questo racconto e voi dovete ritrovare all'interno di questi prodotti quello che io vi ho raccontato fino adesso, perché sono tutti ingredienti di questo sapere, di questa produzione. Per cui, Eccezionale. come vedete, la tradizione è l'evoluzione, ma l'evoluzione oggi è anche questo. Perché questo è un prodotto fortemente tradizionale, ma dove lo trovate oggi un prodotto di un maiale sardo di razza sarda, fatto senza l'aggiunta di conservanti, tagliato a mano, stagionato 50 giorni, 60 giorni? Ma è un prodotto tradizionale o è un prodotto innovativo? Tutti e due, direi. C'ha la tradizione, ma comunque sia... Questo è un prodotto... È tradizionalmente innovativo. È tradizionalmente innovativo, bravo. Effettivamente, forse il termine più giusto e più azzeccato e anche puntuale. Perché questo è tradizionalmente innovativo? Oggi purtroppo le persone si rivolgono sempre di più a un mercato che è un supermercato o un ipermercato. Lo avete mai visto questo prodotto da nessuna parte? Potete trovarlo in qualche casa ancora, e anche con un po' di difficoltà. Quindi questo deve essere di stimolo alla riflessione, a riportare comunque le persone a pensare che noi abbiamo una radice forte che ci appartiene, che noi abbiamo comunque un sapere che è molto profondo e attraverso questo cibo noi abbiamo avuto anche dei grandi momenti di salute dei nostri anziani, perché comunque questi saperi fatti con queste tipologie di prodotti e con queste attenzioni hanno creato quelle aree particolarmente felici della Blue Zone, longeve, e consumavano questi prodotti proprio poco processati, come si dice adesso. Sì, esatto. Allora, questa comunque è già una tradizione che potete... E questo qui è un'altra estensione. Stiamo parlando sempre di una salsiccia, stiamo parlando sempre di maiali di razza sarda, stiamo parlando sempre di un prodotto che è fatto senza l'aggiunta di conservanti della chimica di sintesi. Quindi maiale sardo di razza sarda, la sua carne, il sale, non più il pepe, ma il peperoncino. Qui i condimenti sono sale, peperoncino, seme di finocchietto, la malvasia di Cagliari ossidata e il succo dell'aglio. Perché questo qui è un progetto che si chiama Areste, è una salsiccia
dove tutto quello che serve per realizzarla è stato prodotto nell'area dove noi viviamo. I maiali che pascolano a Pascolo Brado, il sale marino comunque prodotto in Sardegna, il peperoncino prodotto in casa, il seme di finocchietto raccolto nelle campagne di Chiesi, l'aglio prodotto a Florinas e la malvasia di Cagliari che l'ho trovata ossidata da Pietro Lelliu a Ussaramanna, le cantine Lelliu, che loro praticamente, anche loro fanno questo. Quindi anche questo qui, che poi è una salsiccia, uno direbbe è una salsiccia però che ha dentro dei contenuti che sono fortemente innovativi, perché ci fanno guardare dentro questo prodotto quello che noi mettiamo, perché non ci basta avere solo una salsiccia. Noi vogliamo una salsiccia che abbia i saperi sardi, i saperi di casa, ma anche dove si spendano veramente delle ricerche atte a creare delle produzioni dove la natura diventa fondamentale. È un invito a rispettare la natura. La natura è prodiga, la natura ci dà tutto quello che vogliamo, noi la stiamo violentando. Con questi prodotti riusciamo ad avere dei prodotti fatti in casa con delle caratteristiche uniche, inimitabili, perlomeno sono replicabili e quindi invitiamo le persone sempre a riflettere su quello che sarà il nostro futuro, guardando quella che è comunque la nostra origine. Quindi tradizione, innovazione e innovazione. Lockdown, non avevamo nulla da fare, mi chiedevano le persone con cui lavoriamo perché non fai un prosciutto cotto, perché non fai una mortadella, perché non fai... Ho detto, non è la nostra tradizione, non funziona. Arriva il lockdown, non avevamo nulla da fare. Abbiamo iniziato a studiare e siamo andati a studiare, a cercare il Farcimen myrtatum. Ne scrive Plinio il Vecchio. Il Farcimen myrtatum era una carne pestata al mortaio, additivata di mirto. La domanda è stata perché di mirto e non il piper, che comunque era presente? Si importava. Perché il mirto ce l'avevamo in casa. Il principio primo della cucina si utilizza quello che hai in casa. E quindi anche questo qui è un prodotto casalingo fatto per conservare qualcosa che serve comunque per una finalità che è la sopravvivenza, o comunque, come si dice da noi, a sigazzare zufamine. Quindi creare qualcosa perché devi mangiare anche domani. Quindi la ricerca qual è? Creare e soprattutto studiare in modo da ripartire da un sapere antico che ci appartiene, perché questo non è di Michelangelo Salis, neanche di Federico, questo è di tutti voi e di tutti noi. Quanti di voi sapevano che in Sardegna esiste un maiale di razza sarda? Quanti? Il 20%? Quanti di voi sapevano che il maiale di razza sarda è diventato presidio sul food? Sempre quel 20%? Probabilmente sì. Allora, il maiale di razza sarda il 7 novembre del 2023 è diventato presidio sul food. Il 26 di settembre abbiamo portato il maiale di razza sarda a Torino al Salone del Gusto, una vetrina internazionale, dove per la prima volta il maiale di razza sarda, un animale sardo, con tutta la sua produzione, è diventato protagonista di questi scenari internazionali. Non era mai successo prima. Ebbene, continuiamo a soffrire purtroppo, di poca comunicazione, forse anche di poca divulgazione di questo sapere, perché se io invece vi parlo di pata negra, conoscete tutti, addirittura anche l'origine. In Sardegna abbiamo un prodotto più prestigioso, abbiamo un prodotto di lusso, un prodotto esclusivo, che è fatto dai pascoli sardi, da questi animali che hanno una genetica sarda e da un sapere che è tutto sardo. Addirittura anche le tecniche di trasformazione dopo il sacrificio degli animali erano particolari, per cui anche il prosciutto ha una forma particolare.
Ce n'è uno esposto là, non so se l'avete visto, la forma, la zampa flessa e la coscia arrotondata, perché è data proprio dal prolasso della fesa, perché i sardi lavoravano gli animali a terra. Lavorando gli animali a terra, quindi non mettiamo in trazione la coscia. Certo. Ecco quindi la forma arrotondata e la zampa flessa. Se dovevano appendere le carcasse le prendevano per l'arcata mandibolare. Quindi è chiaro che non stiamo parlando di qualcosa che abbiamo inventato oggi, ma stiamo cercando di studiare quelle che sono le radici che ci hanno portato fino ad oggi. Ma non stiamo parlando solo di un salume che oggi conoscete tutti, la salsiccia sarda, ma di sardo. Quanto c'è? Che cosa c'è? Quindi stiamo parlando di riprenderci coscienza di questa trasformazione, di questo sapere, perché questo qui è un sapere, ed è un sapere che ha fatto grandi generazioni di cultura alimentare locale, ma soprattutto anche di radici. C'è il rischio che noi queste radici le perdiamo. Questo lavoro d'altronde è un lavoro che stiamo facendo prima di tutto per noi stessi, però è pensato ai bambini. Riportare i bambini alla conoscenza di questo sapere che gli appartiene a loro. Perché domani, senza questo sapere, il buono sarà McDonald's, senza nulla da togliere a nessuno. Per cui anche le caratteristiche di questi prodotti sono tutte caratteristiche che sono studiate, scientificamente riconosciute, ma anche scientificamente veramente controllate. Quindi ci sono fondamenti scientifici che portano ad avere questi prodotti su questa tavola. Non è un prodotto improvvisato, sono tutti prodotti seguiti sanitariamente, già dalla nascita, all'allevamento, alla trasformazione, fino al prodotto ultimo finale, per cui non sono cose improvvisate. Il fine di tutto questo, alla fine, è la divulgazione di un sapere che ci appartiene e che stiamo perdendo. E poi un'altra cosa, le persone che sono qui in questo momento sono tutte persone che comunque conoscono questo sapere, lo conoscete, bene o male comunque, chi più chi meno, sono tutte persone comunque che apprezzano questo sapere e sono tutte persone che comunque capiscono anche il significato della condivisione di questo sapere, che sono tutti alla base della nostra cultura. Ribadisco sempre quello che è la nostra cultura alimentare locale che ci ha portato qua. Per dirvi, questo in buona sostanza è il nostro lavoro, questo in buona sostanza è il frutto del nostro studio e quella che è la nostra vita, con le finalità e quelle che saranno poi le prospettive per il futuro. Devo dire anche un'altra cosa, io comunque ho 57 anni di servizio attivo sulle spalle, però sta succedendo un fatto straordinario, che ci sono le nuove leve che stanno investendo il loro tempo in questo sapere, quindi il loro futuro. Federico è laureato quest'anno ed è venuto a lavorare in azienda. Il fratello sta ancora studiando ed è un altro ragazzo giovane, anche lui sta lavorando, e altri ragazzi giovani si stanno avvicinando. Cosa significa? Che stiamo cercando anche di dare opportunità ai giovani di rimanere in Sardegna con soddisfazione, cercando di fare comunque non solo salumi, ma prodotti culturalmente molto forti. Quindi mi auguro di essere stato chiaro e non troppo lungo. Volevo solo chiedervi se c'è qualche domanda che vi ho stimolato, magari qualche riflessione. Io sarei rimasto ore e ore a ascoltarlo. Sì, però io farei un grande applauso a Michelangelo perché ci ha dato una parte del suo sapere. Troppo veramente gentile. complimenti. No, io invece sono rimasto molto, molto, molto colpito da De Martis, giusto? Che io non conoscevo, perché io sono convinto che oggi chi ha la conoscenza delle erbe spontanee è una persona ricca. Quindi lui è anche sciamanico, perché e questo qui è poi la sua figura, e io avrò piacere poi di incontrarlo, perché noi lavoriamo molto sul potere delle erbe spontanee, sul potere delle erbe aromatiche, del miele, per cui è importante anzi poi creare sinergia. Quindi faccio una domanda io. Sì. A che età le bestie vengono lavorate? Allora, una bella domanda questa qui.
e ti rispondo con molto piacere. Quando si allevava il maiale in casa, quando si allevavano i maiali, non c'erano termini di tempo. Non c'erano. Gli animali nascevano per spendere la loro vita. Certo. I maschi servivano per accoppiarsi con le femmine, per creare il maialetto. Una volta che poi arrivavano a compimento della loro vita, a seconda comunque, o per difficoltà, o per limiti di tempo, o perché comunque quello Non figliavano più. non c'è un animale che nasca a termine. Certo. Non sono prodotti e soprattutto progettati per finire sulle nostre mense. L'aberrazione è creare animali da reddito, dove noi li costringiamo a vivere in galere disumane, ma anche per gli animali, per avere quei prodotti sui banchi dei nostri supermercati. Questo è un po' il tutto. Quindi tutto quello che è prodotto, che viene costretto a vivere segregato, ci piange il cuore, ma non lo vediamo. Noi vogliamo animali che pascolino, che vivano la loro vita nella libertà, vogliamo soprattutto rispettare anche le tempistiche, riprenderci il tempo, quindi la stagionalità. Quando finisce quella stagione loro devono vivere liberi, continuano a vivere. E vi dico anche la verità che, cioè, oggi ho visto oggi, cioè questi interventi. Non è che noi viviamo solo di pecora, non è che noi viviamo solo di maiale o di bovino o di cinghiale, viviamo anche di altre cose, grazie a Dio. Per cui la varietà della nostra tavola è la nostra salute. Per cui già le erbe spontanee, ma anche quello che coltiviamo, i legumi, possiamo tranquillamente variare, no? La nostra dieta, lasciando ogni cosa alla propria stagione. È un percorso lungo, però si può fare. Diciamo che oggi è un percorso lungo, tra virgolette, però No, ma per quello che chiede la gente. Quello che per la oggi richiesta. infatti è straordinario, prima era il quotidiano. Noi stiamo facendo cose straordinarie facendo quello che era il quotidiano nostro. Io l'ho conosciuto. Non è una forzatura questo qui. Questo è proseguire con quelle che sono le nostre origini. D'altronde, riportiamoci alla musica. Il coro di Nionelli cosa ha fatto poco fa? Tradizione. La tradizione sta portando, Certo. perpetuando una tradizione che ci appartiene. Piacere, non può piacere, però loro stanno facendo un lavoro fondamentale, culturalmente molto valido. Chiaro? Quindi poi sono le scelte, però intanto se loro non ci fossero iniziamo a perdere un altro tassello molto importante di quella che è la nostra tradizione. Non c'è nulla di disconnesso, c'è una connessione in tutto quello che noi facciamo, c'è una connessione, un filo logico che fa parte di quell'essere sardi che molte volte noi non vogliamo più fare. Il segreto del successo secondo me è fare i sardi così come siamo nati, che è la cosa che sappiamo fare di più, meglio. Non sappiamo fare i milanesi, non sappiamo fare gli americani. Fortunatamente. Però abbiamo vergogna di fare i sardi molte volte. Invece il segreto del nostro successo è questo, secondo me. Però, ripeto, è il mio punto di vista. Prego. Volevo sapere, forse me lo sono perso prima, se le bestie quindi si nutrono esclusivamente autonomamente, quindi al brado, o se vengono aiutate nel percorso della loro vita. Grazie per la domanda, mi fa piacere che abbia posto questa domanda perché è molto importante, mi ricollego comunque alla natura. Noi abbiamo fatto adesso una cattura questi giorni scorsi per un controllo demografico di cinghiali dell'Asinara. Allora, i cinghiali dell'Asinara sono dei selvatici. Secondo voi manca qualcosa a questi animali? La natura riesce a dare sia all'uomo che agli animali tutto quello che serve, perché se hai fame ti danno da mangiare, se hai sete ti disseta e addirittura ti cura
mi sto riagganciando sempre al discorso fatto prima da De Martis, che è stato comunque sconvolgente per queste... Scusate, mi è arrivata una comunicazione abbastanza urgente, non so di chi sia. Stanno per portare via una Golf di colore blu parcheggiata in Viale Colombo. Perché è in un passo carrabile, quindi stanno... Sì. Comunque, tornando a lì, gli animali riescono veramente a sopravvivere. Tanto parliamo di razze rustiche. La razza rustica è una razza che, vivendo in libertà, vivendo in simbiosi con la natura, è geneticamente adatta a spendere la sua vita in questo ambiente, perché la natura è prodiga, ma la natura qualche volta è anche avara. Cosa succede? Che nei periodi di grande abbondanza loro devono metabolizzare tutto quello che riescono a introdurre. Quindi poco prodotto metabolizzato e messo da parte. Ecco la sedimentazione. E nei periodi di magra comunque quel poco che c'è comunque serve per la sopravvivenza. Quindi in questo caso comunque noi continuiamo a spingere questi animali, gli allevatori, non gli animali, gli allevatori a sostenere il pascolo brado, anche se ci sono delle emanazioni poi comunitarie che sono tristi e contro natura. E eventualmente se dovessero invece integrare qualcosa, io ho degli allevatori che molte volte, lo racconto quasi qui con il sorriso, cioè dico che stupidi, coltivano il grano per darlo ai maiali, che stupidi dicono. Il grano per darlo ai maiali, il nostro grano da dove arriva? Quello che mangiamo noi tutti i giorni. Quali sono i problemi legati a questo grano? Continuo a dire sempre la stessa cosa. Facevamo dei grani che erano veramente un'eccellenza mondiale, non nazionale. Se continuiamo a non produrre, continuiamo ad ammalarci, continuiamo ad essere dipendenti da chi, perché, per quale finalità. È chiaro che se fossimo riusciti ad avere delle integrazioni fatte con quello che, come facevano le persone sempre, che si coltivavano l'orto, coltivavano le fave, coltivavano il grano, l'orzo, quello che serviva per la sopravvivenza, per loro e per i loro animali. Ma chi l'ha detto che dobbiamo allevare migliaia di animali per buttare la carne sopra i supermercati e poi il 50% lo dobbiamo buttare perché è un'eccellenza? Ma chi l'ha detto? È tutto il resto del mondo che muore di fame. Cioè, ma siamo completamente disconnessi dai nostri giorni. Siamo completamente disconnessi. Quando invece bastava riacquisire quella che era la saggezza e il sapere, fatta di persone che non hanno mai studiato e che sono sempre sopravvissute di quello che hanno prodotto, delle cose che oggi il mondo ci invidierebbe. E vi dico che le cose del mondo che oggi ci invidia, perché comunque, se noi siamo qui a raccontare questo, se noi abbiamo fatto quest'altro investimento, adesso da poco, è perché viviamo da quello che noi facciamo, dal nostro sapere. E quindi c'è un mondo che ci sta aspettando, ma c'è un mondo che sta guardando che cosa sta succedendo. Ma lo sapete, lo percepite, perché guardate i grani, guardate i panissati, ma quelli veri, guardate anche un po' quello che ha fatto Pierluigi che comunque fa una cucina che è fortemente casalinga. Ma perché lo sta facendo Pierluigi? Per il piacere suo personale? No, perché c'è un'attenzione particolare, acuta, da parte del consumatore a guardare dentro il piatto dove va a mangiare. È verissimo. Se io posso continuare fino alle 3. No. Poi devo prendere il caffè. Sì. Un'altra domanda? No, per illustrarci semplicemente qual è la differenza, ma giusto per dare valore a quello che fate, qual è la differenza praticamente tra il maiale e il suino sardo nella sua massima espressione adulta, sì. Quindi morfologicamente, cioè di stazza, quanto può arrivare, diciamo, a pesare e ad essere grande rispetto a un maiale, seppur, diciamo, allevato bene, ma comunque non suino sardo. Ripeto, fino alle 3 poi mi fermo. No, perché questa qui è un'altra domanda molto attenta, molto puntuale.
Quello che io vi racconto non sono solo racconti De Vogüile, conto De Vogüile, ma c'è dietro anche sempre una base scientifica molto forte e anche i dati comunque li abbiamo catalogati. Abbiamo fatto un'esperienza, l'abbiamo fatta con il dottor Sebastiano Purcu, che è la persona, lo studioso sardo che ha portato al riconoscimento l'8 giugno del 2006 del maiale di razza sarda. Un monte, che non mi ricordo come si chiama, però in quel di Foresta Burgos, Agris, ha un'azienda lì, Agris è un ente regionale per la ricerca e lo sviluppo, sezionato questa montagna in tre settori in parti uguali questa montagna, e ha messo 5 maiali nel primo settore, 5 maiali nel secondo settore, 5 maiali nel terzo settore, 5 maiali ogni settore in questo pascolo, in questa montagna, una cosa incredibile. Il primo settore, c'erano 5 maiali e avevano il cibo, come dicono, ad libitum, cioè da mangiare tutto quello che volevano, sempre pronto, sabicca sempre piena, sempre piena. L'altro settore, quello centrale, c'erano 5 maiali dove c'era una stazione diagnostica, avevano i microchip, alle 11 gli animali arrivavano, entravano nella stazione diagnostica, venivano riconosciuti, venivano pesati e veniva rilasciata una razione di mangime. Terzo settore, 5 maiali a pascolo brado. Non gli hanno dato mai nulla. Primo settore, 5 maiali, sabicca sempre piena, si dice in sardo, hanno fatto goccaduzzu. Si goccaia ninie, non si muovevano per niente, goccaduzzu. Secondo settore, rispetto ai ferrovieri, mio padre era ferroviere, mio fratello ferroviere. 5 maiali, stazione di Neros, ferrovieri, alle 11, tutti lì. Entravano, peso, riconoscimento, razione e poi via. Terzo settore, nessuno. Nessuno. Morale della favola, alla fine sono stati catturati, i primi erano lì, i secondi erano lì lo stesso, i terzi si sono venuti i carabinieri a cercarli, perché erano dispersi, non vivi nel luogo, erano proprio divino arrestados. Qual è stata l'esperienza? I primi maiali, abbiamo dati scientifici, 285 kg. Fratelli. Secondo maiale, secondo settore, intorno a 140 kg. Terzo settore, intorno a 90 kg. Cosa significa questa cosa qui? Questi sono dei dati, giustamente, che noi, poco fa mi è stata fatta la domanda quanto tempo devono avere, quanto devono pesare. Non esiste da noi questo confronto, non esiste, perché è un confronto completamente sballato. A seconda degli areali dove noi andiamo a prendere questi maiali, avremo degli animali assimilabili al selvatico, poi avremo degli animali comunque con delle integrazioni, oppure avremo degli stabulati fissi, che comunque hanno tutte delle caratteristiche uniche, ma quelli stabulati fissi, 200, avevano un lardo 20 cm. Perché? Perché era l'aberrazione di questo tipo di animale legato alla fine alla galera, a stare fermi, alla stabulazione fissa. È certo che ha senso comunque il lardo, perché comunque il lardo era importante per l'alimentazione umana, però anche ha senso avere un animale, se noi vogliamo, il succo della natura, che pascoli a pascolo brado. E quindi prendiamo quello che ci dà. Non abbiamo aspettative di fare, intanto di uniformare, di standardizzare, ma bensì di conoscere bene quello che ognuno riesce ad esprimere, quindi anche la biodiversità. Quindi le caratteristiche, quali sono? Quali vogliamo noi? Io lo so, io voglio il pascolo brado, però non sono Michelangelo Sali, unico sulla terra, e noi quindi cerchiamo di assecondare. Però è chiaro che per disciplinare il maiale sardo di razza sarda non può essere allevato stabulato fisso.
deve essere un pascolo brado, possibilmente confinato, però un pascolo brado. Quindi godere di quelle che sono, diciamo così, le delizie che la natura in quel momento può dare e poi raccontare quelle che sono poi il loro percorso di vita. Abbiamo avuto un paio di settimane fa un incontro a Siulo per parlare sempre di questa tematica. C'erano degli allevatori e dei ricercatori della Corsica. Poi alla fine, loro sono montagnini di Corsica, noi siamo montagnini di Sardegna, comunque su Famine che pare in tuttue, mi pare, e anche loro cosa avevano? I castagneti, i castagnacci, una zona che comunque nel nord hanno dovuto comunque anche loro rinchiudere un po' gli animali, hanno un problema con la trichinosi, hanno comunque tutta una serie di problemi legati delle zoonosi e tutta una serie di altre cose che non appartengono comunque al nostro territorio ma sono state importate. E loro cosa fanno? Castagne. Le castagne sono utili per il consumo umano, quindi vengono raccolte dall'uomo, poi rimangono delle castagne a terra, i capan so poco, gli fanno mangiare le castagne, dopodiché dopo un mese, 40 giorni fanno la mattanza e ci fanno poi i salumi, quindi questi animali allevati con questa metodologia. Noi abbiamo, oltre alle castagne, nelle zone delle Barbagie comunque anche una ricchezza importante di ghiande, abbiamo addirittura la ghianda dolce, abbiamo una varietà di cose che sono delle cose meravigliose. Continuo a dire che la natura può darci veramente delle produzioni veramente uniche, irripetibili, l'uomo non può replicarle. L'uomo non può replicarle. Se è sufficiente, avete qualche altra domanda? Sì, mi dica, sì. Una curiosità. Sì. Intanto complimenti perché insomma, Grazie. non è solo appunto il prodotto, ma davvero la cultura che lei porta e richiama. Mi ha incuriosito molto e anche meravigliato il miele come componente nella salsiccia. Non l'avevo proprio mai sentita. Continuo a dire, ha finito, mi scusi, mi perdoni. Continuo a dire comunque che io non ho inventato nulla. No, è una tradizione più larga. Il mio studio però è quello lì di cercare di creare dei prodotti, delle conserve, dove la loro caratteristica qual è? La caratteristica principale, di creare un salume, un prodotto, una conserva fatta da me oggi, così come quando l'uomo è venuto su questa terra e ha iniziato a conservare qualcosa e non aveva tecnologie, non aveva chimiche di sintesi, non aveva conoscenza. Come faceva a conservare qualcosa? E questo, la risposta l'ho avuta da degli archeologi. Gli archeologi che hanno trovato nei loro scavi, in lungo e largo in Italia, e ogni tanto viene fuori qualcosa così, della carne conservata con le erbe aromatiche, con il vino e con il miele, con il sale, con il vino, con il miele. Il miele d'altronde veniva usato anche dagli antichi romani nel vino, ma perché bevevano il vino dolce? O forse perché usavano sempre qualche altro additivo per conservare quel vino, perché il vino si ossida, un vino naturale si ossida. Tant'è vero che io uso i vini ossidati, quindi vini naturali. Quindi non è altro che guardarci intorno e soprattutto studiare chi ci ha preceduto, che forse l'acume del subbisonzu è lo stimolo più importante per studiare, creare, produrre, progettare. E quindi questo è. A Savine, a Sigazza e Suvamine, è diventato l'imperativo. Cercare quindi di stimolare la mente nella creatività a creare qualcosa con quello che hai, ma soprattutto con quello che hai in casa, senza andare a guardare fuori, a cercare, ma no, le cose più semplici. Gli animali che pascolano, quindi non performance straordinarie, non dobbiamo sbalordire nessuno, ma il prodotto così come nasce. Quindi questa esperienza, che poi diventerà anche un'esperienza sensoriale, è
fatta con dei prodotti che hanno la velleità di essere quello che sono. Non sono stati preparati per voi, neanche per me. Noi abbiamo messo insieme dei contenuti, però loro esprimono la loro personalità. Non li abbiamo creati per essere piaccioni. Questi prodotti nascono perché così è la loro natura. Complimenti. Un applauso a Grazie. Michelangelo. Grazie. Bene, direi che è arrivato il momento che tutti stiamo attendendo, forse. Allora, vi prepariamo. Sì, prego, signora. Sì. Ricordo che al mio paese Dei per di? Mandas Ah, bellissimo. usavano l'acetil salicilico come additivo per la conservazione delle salsicce. Abbia pazienza, perché io non ho molti rudimenti di chimica, ma l'acetil salicilico cos'è? Un prodotto chimico o un prodotto naturale? Lui è farmacista, quindi tu lo sai. L'acido salicilico è un prodotto naturale derivato dalla corteccia del salice. No, l'acido salicilico sì, è un prodotto naturale che è derivato dalla corteccia del salice. Non so sinceramente per quale utilizzo poi lo mischiassero all'interno della salsiccia, perché è un antidolorifico. In realtà no, è anche un grosso problema che è molto gastrolesivo, quindi soprattutto grossa attenzione alle dosi, perché quella roba lì fa i buchi nella pancia. L'acetil salicilico. No, non so se abbia anche qualche effetto Non lo so, io non posso rispondere. L'acido acetilsalicilico. Ah, no, il salnitro. quelli sono i nitrati, No, non è salnitro. l'acido acetilsalicilico. No, L'acido acetilsalicilico salnitro, è sì. l'aspirina. C'è qualche... Salnitro, salnitro, forse, sì, sì. sì. Sì, l'abbiamo chiamata chimica di sintesi, quella di salnitro, i nitrati. Sì. Sì. Guardi qua, che spettacolo. Si vede? Sale. Allora, qui un pezzo di lardo, questo è un pezzo di lombata, di maiale, c'è anche la coda, avete visto? La prima, dopo il sacrificio, c'è il sezionamento, quindi preparare questi pezzi. Il primo passaggio, una purea a base di vino, miele e aglio fresco. Il prodotto viene cosparso da questa purea, una notte possibilmente. Dopodiché, l'indomani mattina si aggiunge il sale, qui vedete anche delle erbe aromatiche tritate. Basta. Ha visto il risultato? Sì. Bravissima, sì. Si vede? Si vede? Come... Così? Sì, così. No. Sì. Comunque, si vede questo? Allora. Allora, si vede anche questo? Ricordate che questo qui è quasi 2 mesi di stagionatura. Questo qui è un prodotto più giovane. Ma secondo voi, anzi, ditemi cosa vedete. E questo? Più stagionato. Ma è un colore ossidato, un colore, oppure ha comunque un rosso naturale? Zero conservanti. Zero. Anche qui zero conservanti. Però qui non c'è il pepe, qui c'è il peperoncino. Questo è un prodotto, si chiama Reste, e la sperimentazione si sta portando a fare dei prodotti che nascono con gli animali che pascolano e anche tutto quello che serve degli additivi è tutto prodotto in casa. Non dobbiamo neanche portare il pepe. La ricerca deve avere i prodotti quindi salubri, che hanno dei contenuti che oggi neanche li pensiamo più. E poi succede, stagionano, maturano. Adesso li assaggiamo pure. Se volete.
D'accordo? Quindi Federico sta già preparando. Invece io sono curioso di questo. Sì, questa è Eia. Eia, vi ho parlato del Falcimen Myrtatum che nasce per la creazione di Mirtabella, Mirtabella è un progetto nostro. La Mirtabella è un salume di carne di pecora nel rispetto del Falcimen Myrtatum, quindi una carne pestata al mortaio, però l'abbiamo fatta di pecora perché la pecora era presente in tutte le case. Nella mia zona anche mio nonno era servopastore. La carne di pecora magra. Perché la carne di pecora magra, dovete sapere, non ha mercato. Intanto la nostra pecora, quella che noi consumiamo, è una pecora da scato, è uno scato di produzione, perché la pecora in Sardegna si alleva per la produzione del latte e dell'agnello, ma la carne non aveva nessuna finalità, veniva sì consumata, ma non mai molto, diciamo così, enfaticamente, adesso magari si è un po' ripresa. E di questo scarto la pecora grassa era la prima scelta. La pecora magra era una pecora che praticamente l'allevatore non gli dava nulla, perché era magra, non aveva senso, non aveva mercato. Nominato tuo figlio, mi ha detto fallo girare così sentono il profumo. Guarda, Solo come ho fatto così. li fai morire. No. Prego. Non mangiatelo, solo per il profumo. Prego, fatelo girare. Però almeno sentite il profumo, che obiettivamente va... Solo il profumo. Dopo lo assaggiate, però adesso è il profumo. Questo è il nostro sadismo. Ero lì per non abbiate darvelo. pietà. Questo è il nostro sadismo, abbiate pietà, però questa è. Poi lo assaggerete. Cosa volevo dire? Quindi, tornando al discorso del Falcimen Myrtatum, l'abbiamo voluto riproporre quindi dall'origine, quella che era l'origine della mortadella, quindi con carne di pecora, lo scatto dello scatto, quindi un prodotto che non aveva nessun mercato. Quindi dagli scatti stiamo facendo risorse, è diventato uno dei prodotti più richiesti e più apprezzati in questi ultimi anni, tant'è vero che veramente sta prendendo una grande consistenza la sua richiesta. Il lardo è un lardo di maiale di razza sarda, il mirto che qui non è presente il mirto, ma nella Mirtabella c'è il mirto. Il mirto è un mirto che viene raccolto nelle nostre campagne, dove c'è il mirto, quello che ho io di Oschili, però questo mirto lo cucino nella melata. Sapete cos'è la melata? Ve lo dico io. Il miele di bosco. Gli affidi succhiano la linfa in inverno e producono una secrezione dolciastra. Questa secrezione dolciastra viene raccolta dalle api e producono questo miele che è leggermente più fluido e anche meno dolce degli altri. Quindi il miele di bosco. Abbiamo cucinato quindi il mirto in questa melata e l'abbiamo messo all'interno. Quindi la carne di pecora, il lardo di maiale di razza sarda, il mirto cucinato sempre nel miele, è diventato un prodotto iconico. L'unico prodotto che abbiamo registrato, anche Mirtabella è un marchio registrato, che sta avendo delle caratteristiche e soprattutto delle performance incredibili. Non ce l'abbiamo oggi, perché? È finito. No, perché non ci sono pecore, le pecore stanno partorendo. Adesso hanno l'agnello, inizia la lattazione, aspettiamo la prossima rimonta. D'accordo? Quindi, ma ti aiuto anche io a fare qualche... Ma facciamo un allestimento piattino complessivo. Io farei un piattino complessivo con un mix di assaggi così. E allora, se avete domande, io sono sempre disponibile, altrimenti prepariamo l'assaggio. Va bene? Dico io mentre allora, giusto per capire, comunque andrete ad assaggiare quindi il lardo che ci ha fatto vedere prima Michelangelo, giusto? Sì. La salsiccia, quella col peperoncino. Anche l'altra salsiccia. Anche l'altra salsiccia. Tutto quello che c'è assaggeranno tutto. Perfetto. Avete qualche domanda?
Dobbiamo arrivare ad Ardara o più vicino li troviamo? Quindi la domanda è: dove possono trovare i tuoi prodotti, Michelangelo? Il sadismo lo facciamo continuare. Dai, sì, facciamolo. E la Così buccia- arrivano. La buccia questa, senti un attimo. Prego, fatelo passare. No, è il sadismo. Mi piace. La domanda che ha fatto la signora Miki, dove può trovare i tuoi prodotti qua? Noi abbiamo lavorato Per la anche... signora che l'ha chiesto prima. Sì. Allora, noi abbiamo lavorato anche con Tre Archi, con questa struttura qui. Poi abbiamo chiuso adesso un paio d'anni per creare la nuova struttura, quindi ci siamo riaffacciati dal 2 di aprile, quindi ancora... abbiamo fatto, quindi Pierluigi Fais nelle sue strutture è un nostro grande partner, quindi da lui potete trovare. E poi la fornitura le abbiamo fatte da poco, una a Icherchi, non so se conoscete, a Monserrato. Sì, sì. A Monserrato, e poi ho fatto un'altra fornitura a Iaia. Non so se conoscete, Sentito, signore. Via Alghero, sono di Seulo loro. E poi le nostre, ripeto, non sono produzioni massive, per cui non è che abbiamo una rete commerciale capillare. Diciamo che ci spostiamo con queste aziende e anche loro poi rispettano e aspettano che ci sia il prodotto soprattutto. Senti, adesso che lei anche già preannunciata, ci racconti un po' di questa nuova sede? Sì. Che si trova, hai detto, ad Ardara. Ad Argara? Ardara dovete sapere che è un posto incredibile, adatto in Italia ad Adelasia di Torres, per cui è un centro storico molto importante, secondo me sottovalutato, però ha veramente una potenza straordinaria. Si conservano ancora le fondamenta del castello. C'è la chiesa di Nostra Signora di Ardara, invece, che è una bellezza struggente, creata in un periodo storico importante, per cui è un testimone ancora molto, molto valido. L'azienda è visitabile? L'azienda è visitabile su appuntamento, anche se in questo momento non siamo... allestiremo però poi sarà anche, visitabile con delle visite guidate, su prenotazione. Allestiremo poi anche comunque... Ottimo, buono a sapersi. Sì. Aspetta, allora... Adesso poi a quest'ora fa fame. Una ventina. E continuerò a mettere a mano, perché stavo pensando di avere una forchettina magari per prendere qui. Però forse ti recupero. Allora, facciamo così. Comunque. Ah sì. Aliosca, dai una mano. Dai, fai il passaggio. Non manca ancora. Sì, fai in girare. Manca ancora roba là, mi sa. No. Manca il lardo. Sì, c'è il lardo, c'è anche il lardo, c'è tutto. Okay. Ci sono le salsicce. Allora vi do una mano anch'io. Dai, sì, adesso qui ci siamo. Poi ne camusattera e faghiamo. No, però non scambiamo sul numero da telefono voi, anche perché a Nionelli io ho un grande... Aspetta però che devo tornare la vita dei gurti annessi.
Prego. Aspetta che mettiamo un altro pezzettino, sennò qui manca questa. Sì. Sì, adesso le facciamo, sì. Come volete voi, se quello. Sì, sì, quella è quella che manca. Lardo l'hai messo qui. Allora, qui ci sono tutti e due, possiamo mettere il lardo. Allora, salsiccia, 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 salsiccia e salsiccia. Quindi per adesso, poi vediamo quelli che mancano. Mancano. Sì. Vabbè, continuiamo a tagliare di questa. Allora, queste sono pronte. Sì, certo. Qui mancano, aspetta un secondo solo che faccio quest'altra salsiccia qua. Sì, sì, arrivo. Allora, mi guarda, intanto puoi continuare poi con la salsiccia di nuovo. Con la salsiccia. Ma molto indietro. Ma non ti ho neanche visto. allora, iniziamo a mettere questo. Sì. Poi, eccoli 9. Sì, 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 li facciamo. Li facciamo tutti. Come lo usamos? Come lo usamos? Poi facciamo anche il repeat se è necessario. Allora, prego, mettete quelli al lardo. Per chi ha già assaggiato, com'è fatemi vedere le facce. Allora, io direi di possibilmente la crostino, dopodiché il lardo e poi a finire questa magari, ok? Adesso l'assaggio, va. Guarda, prendo questa. Bene, lardo ce ne vuole ancora? Qui manca una salsiccia. Una e una. Il lardo, no, la crema di lardo. Vabbè. No, c'è sotto la mortadella. Mi sembra, sì, sì, c'è. Poi altrimenti ritorniamo, non vi preoccupate. Questo è a posto. Questo è a posto.
c'è nessun problema, facciamo tutto. Sì, dimmi caro. Cioè? Sulla? Salubrità di un grasso. Allora, le caratteristiche. Allora, continuo a dirvi che abbiamo degli studi che sono andati veramente a estrapolare quelle che sono le caratteristiche salienti di questi prodotti, che sono i gradienti per esempio degli omega 3 e gli omega 6, no? Gli ingredienti legati alla la parte nutraceutica, diciamo che sono tutti lardi che hanno una grande caratteristica di colesterolo buono in buona sostanza e soprattutto bassissimi livelli di colesterolo cattivo, tant'è vero che questi lardi con queste caratteristiche hanno meno colesterolo della carne di pollo magra addirittura, che sembra, sì, ripeto, ci sono dati comunque, se li volete, scientifici, dove siamo andati veramente a spaccare tutto questo sapere. Manca la salsiccia? Sì. Lì c'è? Quant'è che ne abbiamo? Allora, mettiamolo qui. Manca salsiccia, un attimino solo. Sì. Lardo. Sembra di lardo. Io consiglio sempre, in questo momento, la cosa più importante è conoscere. Dopodiché i prezzi non hanno senso. No, non hanno senso in questo momento. Non so. Boh, non riesco. Aspetta, no, questa qua si resta, serve un po' di questa qui. Arrivo. Mettine qualche altra fetta di nuovo. Mettine qualche altra fetta. Eccola qua. Puoi prenderla? Sì. Adesso la facciamo. Tieni, inizia a prendere. Arrivo subito, abbiate pazienza perché sono concentrato a tagliare, altrimenti mi struppio. Subito poi parliamo di... sì. Eccolo qua. Quanti ne mancano? Sì. Falli. Chimica, tecnologia farmaceutica. Adesso facciamo. Sto preparando nuovamente le...
Allora, guardate che queste sono diverse. Ok? Quindi il lardo manca. Sì, manca lardo. Mortadella ne abbiamo per adesso. Questo. A Roma ne fa sarda. Le salsicelle. Lardo è quello lì, lardo viene qui. Le salsicce? Metti le salsicce? In questi che mancano? Allora, la sequenza, mi ricordi la sequenza strumentale? Prima di tutto. E poi dopo lo dici. Boh, Vai. ma mi immagino. Così. Più. Qui cosa manca? Il pane. Così. Così. Ok? Così. Così. Lardo qua. Vai. Ah, non vale fare il bistris. Sto scherzando. Sto scherzando. Era vero lui. Sto scherzando. Ho controllato prima di... Ci siamo. Chi manca? Abbiamo assenti lì dietro. No, ci siamo, ci siamo. Qui ci vuole una mortadella messa. Questo lo prendo io. Aspetta che ti metto la mortadella. Eia, meglio. No. Sicuro. Questo lo mangio io. Aspetta. Sì, questo? Sì. Va bene, comunque siamo qui. Poi questa? Sì, quella piccante, cioè la con peperoncino, areste. Certo. Sì. Sì, fai. Cioè? Potevi dire prima che c'era l'erba però. Sì. Adesso glielo chiediamo. Queste sono erbe. Sì. Michelangelo, mi chiedono se stasera, visto che c'è un altro tuo intervento, farai anche nuovamente questo? Io non lo so sinceramente perché a me hanno detto che il tè mi manca, va? Cosa ci manca? Aspetta, scusate ancora, abbiate pazienza. Sì. Ci sarebbe voluta la fettatrice, ma purtroppo non l'abbiamo. Hai assaggiato? Qualcosina così di furra. Questo mi dava La crema spalmabile è una droga, È una droga.